Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucaristia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio, perché ci esalti nell'ora della sua visita. Nostro Salvatore e Fratello, tu ci chiami a credere nella parola della risurrezione. Signore, ravviva la nostra fede e abbi pietà di noi. Signore, pietà. Risuscitato dal Padre, tu ci chiami a guardare in alto e a cercare le cose di lassù. Cristo, ravviva la nostra speranza e abbi pietà di noi. Cristo, pietà. Immolato e risorto per noi, tu ci hai amato fino al dono della tua vita. Signore, ravviva la nostra carità e abbi pietà di noi. Signore, pietà. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei santi apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano, vescovo, e di tutti i santi, Dio onnipotente e misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna.
Preghiamo. O Padre, che in questo giorno per mezzo del tuo unico Figlio hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio. A noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Parola di Dio. Questo è il giorno che ha fatto il Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La destra del Signore si è innalzata, la destra del Signore ha fatto prodezze. Non morirò, ma resterò in vita e annuncerò le opere del Signore. Il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore,
una meraviglia ai nostri occhi. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Parola di Dio. Cristo nostra Pasqua è stato immolato, facciamo festa nel Signore.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posti là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Parola del Signore. Tutti e tre, Maria di Magdala, il discepolo che Gesù amava, Simon Pietro, tutti e tre videro. Così dice il brano che abbiamo appena sentito. Vide Maria di Magdala, vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro, vide Simon Pietro, i teli posati e il sudario, vide l'altro discepolo, quello che Gesù amava. Tutti e tre videro, anche se è doveroso osservare che c'era ben poco da vedere. Una pietra che non c'era più, un corpo che non c'era più, i teli e il sudario non buttati per terra ma posati e avvolti con ordine. Il primo segno è così umile che ci viene perfino rabbia. Pensiamoci un po'. Non un'apparizione gloriosa che dissolva ogni dubbio, ma un sepolcro vuoto nel fresco umido dell'alba. È poco e non è facile capire. Tutto sta in piedi, per certi aspetti quasi sul niente. Un vuoto che il racconto evangelico, nemmeno per ragioni propagandistiche, non cerca mai di colmare, ma mantiene nella sua nudità di fatto un'assenza piena di indizi, ma assenza.
Tutti e tre videro questi segni umili, ma solo del terzo personaggio, il discepolo che Gesù amava, si dice che credette, e vide e credette. Tutti sono concordi nel dire che questo discepolo che Gesù amava era proprio l'Evangelista Giovanni, che scrive il Vangelo che abbiamo letto. Eppure lui, in tutto il Vangelo, non cambia mai questa definizione, il discepolo che Gesù amava. Non dice mai Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Perché? Perché? Probabilmente per dirci due cose. Anzitutto che l'identità che egli ormai aveva assunto era definitivamente questa: il discepolo che Gesù amava. Non più Giovanni, non più il figlio di Zebedeo, non più il fratello di Giacomo. No, egli è ormai per sempre il discepolo amato da Gesù. È la sua identità. Ma probabilmente c'è un secondo messaggio che l'Evangelista Giovanni vuol comunicarci, non dando mai il nome a questo discepolo che Gesù amava. In quel discepolo egli vede e vuole rappresentare tutti i discepoli di Gesù, anche ciascuno di noi, perché ogni discepolo di Gesù è un discepolo amato da Lui. E alla luce allora di questo può anche emergere il significato che ci viene da quel fatto dei tre che videro tutti, ma non tutti credettero. E il messaggio, a mio avviso, è il seguente: solo chi si riconosce amato dal Signore Gesù e si accoglie come tale, solo costui può giungere a comprendere e a credere la sua risurrezione. Solo chi si riconosce amato da Gesù. Certo, tu puoi anche amare, come fa Maria di Magdala, e quanto. Puoi anche essere importante più degli altri, come Pietro, che venne rispettato nella sua dignità di capo degli apostoli, e proprio per questo viene fatto entrare per primo, mentre era arrivato per secondo. Ma se non scatta nel tuo cuore questa esperienza del sentirti veramente preceduto dall'amore del Signore, anticipato dal suo amore, amato da Lui, difficilmente tu crederai alla sua risurrezione. Molto difficilmente. Sia Maria di Magdala sia Pietro fanno affidamento, se ci pensiamo, anzitutto e soprattutto sulle proprie risorse. Maria sul suo amore verso Gesù, Pietro sull'autorità che Gesù gli aveva conferito. Ambedue giungono a prendere atto di una assenza e di un enigma, quello del lenzuolo piegato, ma non riescono ad andare oltre. Le risorse umane, anche quelle dell'amore, non potranno mai aggiungere a formulare l'espressione della fede: Gesù è risorto, Gesù è vivo per sempre. Non giungeranno. Al massimo giungeranno a formulare l'ipotesi del furto. Hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno messo. Oppure quella di una misteriosa sparizione che lascia senza parole, come capita a Pietro. Solo se tu riconosci di essere amato da Gesù, solo se tu fai riferimento a questo amore per capire chi sei, per ripensare e formulare la tua identità, solo in questo caso riuscirai a credere alla parola con cui Gesù aveva preannunciato la sua risurrezione, perché l'aveva preannunciata, ma non avevano capito e non ci avevano creduto. Non avevano ancora compreso le scritture, che cioè egli doveva risorgere dai morti. Osserva l'Evangelista questa frase che conclude il brano:
Certo, non avevano compreso le parole della Scrittura, ma non avevano compreso neppure la parola di Gesù. Probabilmente è questa che non avevano compreso per prima, perché solo Gesù poteva aprire la loro mente a comprendere le Scritture, come farà poi con i discepoli di Emmaus. E che non avessero compreso le parole di Gesù riguardanti la sua risurrezione lo testimonia quel fatto avvenuto dopo la trasfigurazione. Scendendo del monte con Pietro, Giacomo e Giovanni, Gesù dice: non parlate a nessuno di quello che avete vissuto fino a che il Figlio dell'uomo non sarà risorto dai morti. E l'Evangelista aggiunge: si chiedevano tra loro che cosa significasse questa strana espressione risorgere dai morti. Nessuno l'aveva mai sentita, nessuno l'aveva mai capita, tantomeno loro. Soltanto se unita all'esperienza di essere amati da Gesù, soltanto così la visione del sepolcro vuoto diventa motivo per credere, per ricordare anzitutto e per credere alla parola del Signore che preannunciava la sua risurrezione dai morti. Senza quell'esperienza di essere amati rimane solo il prendere atto di un'assenza, un enigma senza risposta, come spesso capita per noi di fronte alla nostra vita. Non sarà perché ci dimentichiamo troppo facilmente di essere discepoli amati? Quello che permette a Giovanni di vedere e di credere, possiamo chiamarli gli occhi dell'amore, gli occhi della fede, intendendo la fede come amore riconoscente, come è di fatto. La fede è amore riconoscente. Riconoscente perché anticipato, preceduto dall'amore gratuito del Signore. Vide e credette, ma potremmo dire vide perché credette. E a che cosa credette? Credette all'amore di Gesù, l'ho detto, ma anche credette alla sua parola, alla sua promessa. E non si tratta però solo di un sapere, è ben di più, si tratta di un affidarsi, si tratta di un affidarsi. Il discepolo amato credette non solo nel senso di fidarsi della parola di Gesù, ma molto di più. Egli si affidò a tutto ciò che quella parola diceva, soprattutto a quell'indicazione così perentoria che Gesù aveva detto nell'ultima cena: questo è il mio comandamento, amatevi tra voi come io vi ho amato. Credere al compimento della promessa di Gesù comporta il credere e l'attuare questa parola anche quando essa dà delle indicazioni per la nostra vita, e più precisamente l'indicazione di amarci, di donare la nostra vita agli altri come Lui stesso ha fatto. Tutto allora, se ci pensiamo, trova il suo posto. L'amore di Gesù che precede, anticipa e suscita ogni nostra risposta. La potenza di vita presente in questo amore, una potenza di vita che porta alla vittoria della vita sulla morte, che porta alla risurrezione. La fiducia in Gesù a partire proprio da questa esperienza di essere amati gratuitamente da Lui. La chiamata a vivere come Lui, ad affidarci, cioè a Lui per vivere come Lui ha vissuto, e infine la promessa di Gesù a chi condivide il suo amore, la promessa di poter condividere anche la sua risurrezione, come ci dicono le parole bellissime della seconda lettura che abbiamo ascoltato. Cari fratelli, capire il mistero della risurrezione non è un teorema matematico, non è una dimostrazione scientifica, non è un'affermazione filosofica, ma è una questione che ha a che fare con l'amore, con l'amore. Se ci pensiamo, è profondamente consolante, è bellissimo se ci pensiamo, perché è alla portata di tutti, ricchi o poveri, sapienti o gente ordinaria, giovani o anziani, sani o malati. È accessibile a tutti
e nello stesso tempo illumina la vita di ciascuno, come anche nell'esperienza di ogni giorno, l'esperienza ordinaria e quotidiana che facciamo, ciò che illumina la vita e le dà il suo senso e ci permette di capire il significato profondo del nostro vivere, cos'è? È l'amore, è l'amore, è l'amore, non è altro. E non è strano che questo si ripeta anche in ordine alla nostra esperienza religiosa. Anche noi allora chiediamo di superare, di aprirci ad accogliere anche noi l'esperienza di essere discepoli amati. Superiamo di slancio tante paure, tante titubanze, tante chiusure in noi stessi per aprirci a questo amore che è luce, calore, fonte di speranza. Anche noi chiediamo di essere come il discepolo amato, anzi di essere discepoli amati. Dalle deboli e umili tracce che il Signore offre ai nostri occhi, poter passare all'esperienza di fidarci di Lui e di affidare a Lui la nostra vita. È promessa di risurrezione, o meglio ancora è premessa di risurrezione. Già sperimentiamo la potenza di vita dell'amore di Gesù. Buona Pasqua a tutti, cari fratelli e sorelle. Buona Pasqua per poter vivere così questo giorno santo. Professiamo con le parole del credo al numero 33 del libretto dei canti. Credo in unum Deum. Insieme. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celis. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est.
vitam et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectione mortuorum Fratelli e sorelle, in questo giorno santissimo in cui la potenza dello Spirito ci crea come uomini nuovi a immagine del Signore risorto e fa di tutti noi il suo popolo santo, innalziamo la nostra preghiera unanime perché la gioia della Pasqua si estenda nel mondo intero. Diciamo insieme: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Per la Chiesa di Dio, perché annunci nel mondo intero il Cristo risorto, alleviando le sofferenze, promuovendo la solidarietà e la giustizia, preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per tutti i battezzati nella morte e nella risurrezione di Cristo, perché ognuno nella propria casa, nei luoghi di lavoro e nella comunità cristiana sia motivo di festa, di comunione, di speranza. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per i giovani, perché non cedano agli inganni di facili promesse, ma mettano il loro entusiasmo e le loro forze al servizio di tutto ciò che è giusto, nobile e bello. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Per tutte le persone che sono segnate dalla sofferenza nel corpo e nello spirito, perché siano raggiunte dall'annuncio pasquale attraverso i nostri volti, le nostre mani e i nostri cuori. Preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio dissolvi ogni paura e rendi possibile ciò che il nostro cuore non osa sperare, concedi a ogni uomo che si dice cristiano di rinnovarsi nel pensiero e nelle opere con la fede di chi nel battesimo si sente risorto. Per Cristo nostro Signore.
Tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna, benedetto nei secoli del Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Esultanti per la gioia pasquale ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo giorno, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutto
tutta la terra, e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso della risurrezione del Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Nel nome del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Agnello che togli i peccati del mondo, dona
Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di...
Preghiamo. Proteggi sempre la tua Chiesa, Dio Onnipotente, con l'inesauribile forza del tuo amore, perché rinnovata dai sacramenti pasquali giunga alla gloria della risurrezione per Cristo nostro Signore. Eccellenza, carissimo nostro Vescovo e Padre Corrado, gli auguri di buona Pasqua da parte di tutta la nostra comunità parrocchiale, di tutti i presenti, di quanti hanno partecipato a questa celebrazione anche attraverso Radio Palazzo Carli e attraverso Tenda TV. Il Signore riempia il suo cuore di gioia, di pace e di consolazione anche a motivo della nostra Chiesa con cui cammina insieme in questo tempo, e il Signore le conceda anche un po' di meritato riposo. E a nome di tutti noi ora Alvise viene a dare la mano e a fare gli auguri. Ecco, e che noi accompagniamo con il nostro applauso. Nell'augurio di Alvise è contenuto l'augurio di ognuno, ma anch'io auguro a ciascuno di voi che questa gioia, pace e consolazione che Don Graziano ha augurato a me sia presente nel cuore di ognuno di voi e nelle vostre famiglie. Chiediamo proprio per questo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa, e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Chinate il capo per la benedizione. In questo santo giorno di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della Passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Ite missa est, alleluia, alleluia. Deo gratias, alleluia, Regina Celi, letare, alleluia, quia quem meruisti portare, alleluia, resurrexit, sicut dixit, alleluia.